3 giornate vissute nella fraternità e nella condivisione, il vescovo Alberto Tanasini e una cinquantina di sacerdoti della diocesi hanno trascorso questo tempo a Varigotti, aiutati nella riflessione da Don Franco Brovelli, sacerdote del clero milanese. Per l'aspetto formativo, il tema di approfondimento è stato legato alla vita spirituale del presbitero. Nell'evolversi, talvolta frenetico delle giornate, la spiritualità rappresenta la base solida che sostiene l'intero servizio sacerdotale. Anzitutto mi sembra bello che l'esigenza sia forte, sia sentita, perché allora è vero, le cose si sono moltiplicate, le preoccupazioni anche, la dose degli impegni, però rimane sempre questo fondale estremamente decisivo, e di fatto mi pare che questa non è soltanto significativa come scelta, ma anche il modo con cui viene partecipata e vissuta. Questi giorni mi sembrano davvero molto belli da questo punto di vista. Siamo consapevoli che la nostra vita spirituale è fondamento della vita ministeriale, ha detto il vescovo a conclusione del percorso. La vita spirituale, ha proseguito Monsignor Tanasini, ci porta al Signore, respiro con Cristo che ci porta al Padre donandoci lo Spirito. Il passo finale delle 3 giornate è stata la stesura di una carta di comunione di intenti da individuare in ciascun vicariato, un punto di appoggio per la vita spirituale ed una pagina da tenere aperta una volta rientrati nelle proprie comunità. Il ritiro a Varigotti è stato un momento, come sempre, arricchente di fraternità. Ecco, la fraternità è una condizione fondamentale per poter poi vivere autenticamente una esperienza spirituale. In fondo anche il tracciato dei Vangeli è il tracciato di un maestro che ha plasmato e ha voluto una fraternità vissuta.